nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte, e quella musica distante diventò sempre più forte. Ricorda di santificare le feste facili per noi ladroni, entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni, senza finire legati e cantare. Angiolina ritaglia i giornali, si besa la sposa e canta vittoria, chiama i ricordi col loro nome, porta la carta e finisce in gloria, chiama i ricordi col loro nome, porta la carta e finisce in gloria. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Alberto è veramente un personaggio unico e piace non solo qui ma proprio ovunque, perché riesce a incarnare come pochi lo spirito di Fabrizio De André. Grazie per averci fatto questo regalo, grazie ragazzi, bel momento.